Buongiorno, lunedì 9 marzo, benvenuti in un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi insomma sfoglieremo come sempre quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore, tutto il racconto ovviamente soprattutto dei quotidiani nazionali è sul conflitto in Medio Oriente, tutto quello che sta portando questo conflitto, anche i danni economici derivati dalla guerra, dallo stretto di Hormuz chiuso, che abbiamo imparato, ormai tutti hanno imparato a capire che è un passaggio fondamentale per i rifornimenti di petrolio in Occidente. Allora andiamo a vedere subito i titoli dei principali quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano: tocca al figlio di Khamenei. Questo è il racconto che arriva appunto dalla guerra in Medio Oriente nel caos, tocca al figlio di Khamenei, Teheran è lui la guida suprema, dicono, quindi insomma la rivolta di Israele che dice noi non lo riconosciamo quindi lo uccideremo, e nel frattempo i raid incendiano il Golfo Persico e la Giorgia Meloni prende atto della situazione e dice saltato ogni ordine internazionale, possibili più tasse per chi specula sulla crisi, quindi vedremo che cosa succede. Ovviamente il carburante è al centro dell'interesse dell'opinione pubblica nazionale, perché sul costo del carburante cammina l'economia italiana, quindi insomma gli spostamenti, anche gli stessi automobilisti che nelle ultime ore si sono trovati a pagare un pieno di gasolio anche 2 euro al litro. Andiamo a vedere poi altre notizie. Bimbi nel bosco, il guardasigilli ora manda gli ispettori, dividere quella famiglia è l'errore che non mi spiego, si può ancora rimediare, dice un neuropsichiatra infantile che si chiama Massimo Ammaniti. Su Bimbi del Bosco, il consulente legale della famiglia, c'è il rischio di adozione, ma la maggior parte dei problemi sono collegati ai comportamenti della madre. Nordio appunto manda gli ispettori. Sulla festa della donna celebrata ieri parla Laura Mattarella, la figlia del presidente Mattarella. Donne, tante strade ancora da fare, insomma prendendo atto a differenza di Gap. Vedete a centropagina questa foto notizia che riguarda il campionato di calcio di Serie A. Ieri si è giocato il derby Milan-Inter, ha vinto il Milan per 1-0, questo è l'autore del gol che si chiama Estupiñán, che festeggia appunto la sua rete, che è la rete che ha dato la vittoria al Milan, vince il derby, si avvicina un po' all'Inter, qualcuno parla di campionato di calcio riaperto, stiamo parlando ovviamente della Serie A. Quindi questi sono i titoli principali del Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece Repubblica, eccolo qua, l'Iran al figlio di Khamenei. Il titolo principale della testata Repubblica: vince la ladura del regime, Mojtaba nuova guida suprema, Trump e Netanyahu allineati, durerà poco, Netanyahu ribadisce lo uccideremo, così come abbiamo fatto con il padre, tensioni Stati Uniti-Israele per i raid sui depositi di petrolio a Teheran. Giorgia Meloni parla in televisione e dice la guerra né a favore né contro. Tutto questo genera ovviamente una cupa incertezza, scrive nel fondo di oggi sulla Repubblica Paolo Gentiloni, ex premier, ex commissario europeo. Il greggio intanto, vedete, tocca quota $100 al barile e insomma adesso il governo studia una tassa sugli extra profitti. Andiamo a vedere La Stampa. Meloni, tasse sugli extraprofitti, la Premier non condivide una condanna Trump, il ministro Urso, ministro del Made in Italy, parla di un patto con gli Emirati sull'export per cercare di mitigare appunto questa crisi economica che sta colpendo appunto l'Italia, anche l'Italia. Teheran colpiti i depositi di greggio, il regime, il figlio di Khamenei sarà la guida suprema e ovviamente, come abbiamo visto anche da altri quotidiani, altre pagine di altri quotidiani, Washington, quindi Donald Trump, Israele, quindi Bibi Netanyahu dicono non durerà, come abbiamo visto anche lo uccideremo. Giochi preziosi, perché c'è questa pagina, questa fotonotizia al centro della pagina? Perché sono in corso le Paralimpiadi appunto giochi preziosi, perché l'Italia continua a conquistare medaglie e soprattutto conquista il grande pubblico, record assoluto di spettatori per l'hockey alle Paralimpiadi, quindi una buona notizia insomma, che arriva dal quotidiano La Stampa. Allora andiamo a vedere un po' di approfondimenti su questa storia che riguarda l'Iran. Partiamo
dal nuovo leader supremo dell'Iran. Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema, dice restiamo uniti, ovviamente il regime dice restiamo uniti, l'Iran ha una nuova guida suprema, l'assemblea degli 88 esperti religiosi incaricata dalla Costituzione di eleggere la figura più importante della Repubblica Islamica ha scelto Mojtaba Khamenei, il secondogenito dell'Ayatollah ucciso il 28 febbraio scorso dalle bombe su Teheran. Quindi qui si parla di una rivoluzione, insomma, il 56enne Mojtaba Khamenei, l'uomo che Donald Trump considera un peso piuma con cui non vuole neanche avere a che fare, l'annuncio è stato dato alla televisione di Stato ed è stato trasmesso anche l'appello all'Assemblea del popolo iraniano con la chiamata all'unità e al giuramento di fedeltà al nuovo leader. Quindi l'Iran in qualche modo cerca di raccogliere le forze che sono rimaste di questo regime. Ma chi è questo Mojtaba? L'ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere. È l'uomo ombra che scende al trono, scrivono. Molti iraniani non sanno neppure che voce abbia. Mai un sermone, una dichiarazione, un discorso pubblico, solo qualche apparizione fugace agli anniversari della rivoluzione islamica, eppure ne hanno sempre sentito parlare. Nel 2009, quando la rielezione fraudolenta di Ahmadinejad fu imposta con la forza al costo di centinaia di morti e migliaia di arresti, e nel 2019 quando al governo furono i moderati di Rouhani, in più di 1000 vennero ammazzati dalla forza di sicurezza per aver protestato contro il caro carburanti. Quindi insomma questo è il figlio di Khamenei, quindi che succede e sarà il nuovo leader del regime islamico. Andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo dal punto di vista della politica nazionale. Giorgia Meloni che dice sono saltate tutte le regole del diritto internazionale, perché insomma dice condivido quello che ha detto il ministro Crosetto, dobbiamo fare i conti con un quadro nel quale sono oggettivamente saltate le regole. Ha parlato appunto in televisione durante un'intervista: non condanno né condivido la guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno portato all'Iran, perché non ho elementi necessari, come non ce li ha quasi nessuno in Europa, anzi nessuno per prendere una posizione che sia categorica, tant'è che al netto del premier spagnolo nessun altro ha condannato l'iniziativa, così come nessuno sta partecipando al conflitto. Quindi dice tutti si stanno tirando fuori. Il quadro di grande caos, ma io non penso che le regole del diritto internazionale siano saltate per questo episodio, perché esistono moltissimi precedenti. Quindi insomma Giorgia Meloni prende atto del fatto che in Europa e nel mondo davvero stia succedendo qualcosa di gravissimo. Poi petrolio, che cosa sta succedendo? Perché i prezzi salgono e come funzionano le accise? Qui siamo sul Corriere. La speculazione imperversa. Benzina e diesel oggi alla pompa provengono dai depositi dei mesi scorsi. La dipendenza dal gas importato, ma le scorte sono alte. Carburanti ed energia, perché i prezzi salgono, come funzionano le accise, il meccanismo dei tributi indiretti, il destino del decreto bollette. Che cosa succederà? Vediamo se riusciamo a spiegare in maniera molto veloce come funziona il meccanismo delle accise mobili. Dunque, funziona così. Il governo intende utilizzare l'extragettito IVA generato dai rincari dei carburanti per ridurre le accise su benzina e gasolio, tentando così di calmierare il prezzo finale alla pompa. Il meccanismo è già previsto da un decreto del 2023 e stabilisce che il Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, possa ridurre le accise. La procedura è molto tecnica ma breve, prevede la possibilità di tagliare le imposte quando il prezzo dei carburanti aumenta sulla media del precedente bimestre rispetto al valore di riferimento, l'inserimento dell'ultimo documento di finanza pubblica, che nello specifico per il 2026 è stato previsto per il petrolio Brent, quindi l'indice di riferimento del greggio. Ma detto questo, diciamo che è una tassazione diciamo, sugli extraprofitti, quanto diciamo, genererà di risparmio? Lo vediamo da qui, lo vediamo da un articolo della Stampa che dice il bersaglio mobile sulle accise. Con rialzo del greggio e $105 la misura consente di risparmiare 4,7 centesimi sulla benzina verde e addirittura 7,5 centesimi sul diesel, in modo da calmierare e abbassare la soglia di paura dei 2
euro. Vedremo cosa succederà, perché appunto magari serviranno poi altre azioni. Andiamo a vedere velocemente qualche altra prima pagina, ci siamo concentrati sul racconto, cioè le notizie principali, vediamo. Il Messaggero, sfida Trump, Khamenei leader, eccolo qua il titolo principale del quotidiano Il Messaggero, bombe su Arabia Saudita, Kuwait e Emirati, pioggia acida su Teheran, colpite le raffinerie, Meloni, sono saltate tutte le regole del diritto internazionale, più tasse per gli speculatori. Questo è il quotidiano Messaggero, un altro quotidiano generalista. Poi quotidiani politici, la guerra santa del referendum, il no conviene agli islamici, i due fronti del conflitto, cioè quello vero e quello diciamo della campagna elettorale per il referendum, e questo è il titolo del giornale. Il Fatto Quotidiano, sempre sui temi del referendum, Fratelli d'Italia fa la propaganda per il sì, con chi rinnova i documenti, a Barcellona cittadini ignari, nella chat pro riforma. Poi Libero, altro quotidiano centrodestra, i giudici che sbagliano fanno carriera, sentenze depositate oltre i termini, scarcerazione di ritardo. Ecco gli errori dei magistrati e i giudizi del CSM, tutti positivi ovviamente, perché diciamo così si fa carriera, secondo la tesi di Libero. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è il Tempo, eccolo qua, toghe smemorate, magistrati che dimenticano in cella imputati che andrebbero scarcerati, ma il CSM li assolve, nessuna sanzione, il motivo, la violazione non è significativa. Quindi insomma questo è diciamo, i casi eclatanti di mala giustizia sulla quale si discute proprio in riferimento alla riforma, ma che sulla riforma non c'entrano molto, o per non dire nulla. Andiamo a vedere il quotidiano Domani, Trump minaccia la nuova guida, sul Iran Meloni fa Ponzio Pilato, quindi né condanno né condivido. E poi i doppi incarichi alla Zarina di Salvini al MIT, la Zarina è diciamo, il riferimento è ai capi di gabinetto, insomma, che stanno ai ministeri, quindi doppi incarichi di Salvini al MIT. Questo è il Domani. Forse abbiamo tempo per vedere un ultimo quotidiano di quelli che non abbiamo visto. Scegliamo il Foglio nella sua apertura fredda, vincere la guerra del terrore, l'Europa, l'Italia e due fronti alle porte. Perché l'Occidente è diventato il male assoluto? Scrive Pierluigi Battista, bombe russe, repressione iraniana, massacri di cristiani, i fatti cancellati dall'ideologia, il colpevole è sempre un altro. E qui si riflette, c'è appunto una riflessione anche diciamo sociologica da parte degli intellettuali su quello che sta accadendo in tutto il mondo. Certo è che nessuno si può rilassare in questo determinato momento storico. Ci fermiamo, piccola pausa, poi ritorniamo con i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, lunedì 9 marzo, andiamo a sfogliare i quotidiani regionali, partiamo dalla Sicilia, che ovviamente, così come tutti gli altri quotidiani regionali di Edicola Oggi, aprono con la politica internazionale, con il conflitto in Medio Oriente, e il titolo in questo caso è Israele attacca i depositi di petrolio. In Iran un altro raid delle forze israeliane, Teheran avvolta da una pioggia acida, Khamenei Junior, la nuova guida che Trump ovviamente e Netanyahu, come abbiamo visto altri quotidiani condannano. L'Italia, dice Trump, torna sulle parole diciamo, di Giorgia Meloni, l'Iran offre sempre aiuto, l'opposizione dice il governo chiarisca che vuol dire che l'Italia offre sempre aiuto agli Stati Uniti, dice anche in questi casi diciamo, bisogna prenderne le distanze. Questo è tutto il tema della discussione. Poi vediamo le notizie di casa nostra, perché parliamo di Palermo, ristorante abusivo, ma la regione lo ospitò per un evento nato. Stiamo parlando della spiaggia di Mondello in concessione alla italo-belga, concessione revocata come abbiamo visto per infiltrazione della criminalità organizzata. Nelle carte dello stop alla italo-belga c'è un caso di burocrazia impazzita. Perché? Persino la delegazione della NATO fu ospite della regione in un ristorante che la stessa regione ha poi definito abusivo. È il caso della burocrazia impazzita, delle carte da revocare sulla concessione della italo-belga. Così, mentre alcuni uffici contestavano le regolarità, altri organizzavano cene con Schifani, quindi insomma un'altra gatta da pelare per il Presidente della Regione. Poi ieri insomma le piazze dell'orgoglio dell'8 marzo, quindi tantissime manifestazioni in tutta la Sicilia. La Premier Giorgia Meloni, anche qui nell'intervista ha parlato delle donne, quindi c'è ancora molto da fare, ma le opposizioni la contestano. E quindi questi sono i titoli principali della Sicilia di oggi nella prima pagina.
Andiamo a vedere diciamo, le pagine interne, partiamo dalla pagina di Palermo per vedere le due principali città siciliane, nelle pagine appunto che commentano le cronache della provincia. La rinascita di Borgonuovo, ecco il piano per il quartiere, diciamo, qui prende spunto dal decreto Caivano, c'è il via libera ai progetti del sindaco La Galla e poi i consigli, tra virgolette, della ragioneria. E quindi quali sono quegli interventi, dagli interventi alla chiesa di San Paolo Apostolo a quelli destinati alle piazze del quartiere, spesso degradate e abbandonate. C'è questo e molto altro nell'ultima versione del master plan approvato 10 giorni fa dalla giunta comunale, che di fatto mette a terra i fondi stanziati dal decreto Caivano. Ricordiamo che è il decreto che il Presidente del Consiglio ha voluto proprio per risanare le periferie e i quartieri difficili delle grandi città. Per intenderci, c'è anche San Cristoforo a Catania. Poi ancora skate park chiuso e già vandalizzato, quando si aprirà, chiedono gli abitanti del quartiere Bonagia. E poi le baby gang, le sfide su TikTok che poi diventano reali, quindi dai social alla strada. Andiamo a vedere la Sicilia di Catania, nella pagina di Catania, della provincia di Catania, l'apertura è dedicata alla movida. Il food tira sempre, ma non all'ombra del castello. Alcune ZTL con i varchi elettronici disattivati, sfogo dei residenti e commercianti, un sabato sera in giro, quindi è il racconto di un sabato sera in giro per la via della Movida di Catania. In piazza Federico di Svevia denunciano i gestori dei locali, la ZTL ha scoraggiato tutti, il solito pienone invece nel distretto del food tra via Santa Milomena, via Gemellaro, piazzetta Asciuti, piazza Scamacca, via Gisira e poi la Pescheria. Quindi insomma confusione ovunque tranne che al Castello Ursino, e qui si accusano le politiche dell'amministrazione comunale. In basso, guardate queste notizie, a Cibali 20 anni per una rotonda, risale ai primi del 2000, un primo progetto per riqualificare la piazza Ignazio Roberta Cibali, ma nei meandri burocratici dell'amministrazione comunale quel piano era passato nel dimenticatoio, adesso probabilmente prenderà via. Altra notizia, diciamo questa di cronaca, litiga per un parcheggio e muore, finisce in tragedia una banale lite per un parcheggio a San Giovanni La Punta, un sessantenne è stato stroncato da un infarto, secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe cominciato quando una coppia ha tentato di lasciare la propria auto in un'area di piazza Manganelli dove la sosta non era consentita. Il sessantenne ha fatto notare l'infrazione, ma ne è nata un'accesa discussione che l'uomo non ha retto, mentre i passanti cercavano di soccorrerlo chiamando l'ambulanza, la coppia invece è fuggita. Questo è il racconto che arriva da San Giovanni La Punta. Sisma, siamo a Ragalna, qui altre 4 famiglie evacuate dalle abitazioni rese inagibili dal terremoto di mercoledì scorso, quindi continuano le verifiche dei vigili del fuoco e della protezione civile. E poi una notizia di cronaca giudiziaria, sentenza premia chirurgo del Policlinico, il medico denunciò durante la pandemia la carenza di guanti chirurgici subendo un'azione disciplinare. Andiamo a vedere altri quotidiani, la Gazzetta, scusate, il Giornale di Sicilia, titolo principale dell'edizione di oggi, l'Iran riparte dal figlio di Khamenei, eletta guida suprema appunto il figlio del leader ucciso nel raid del 28 febbraio, Trump durerà poco, pioggia acida invece a Teheran, prezzo del petrolio alle stelle, insomma la Sicilia paga moltissimo questi aumenti. Poi 3 roghi in pochi giorni, e qui insomma c'è diciamo una linea di unione tra Palermo e probabilmente Pachino, quindi stiamo parlando di Siracusa. 3 roghi in pochi giorni, il racket si risveglia, colpi di un parcheggio, un cantiere e una tabaccheria. Stessi attacchi sotto esame a Pachino, un attentato anche a Pachino, bruciati i camion a una ditta. L'ombra del racket, anche qui delle estorsioni, danni per circa 150.000 euro appunto a questa ditta di Pachino. Poi lo sport in prima pagina, si soffrono ma vincono, lo scontro diretto con il Monza, perché il Palermo giocherà appunto nel prossimo fine settimana contro il Monza per aggredire il secondo posto in classifica. La Gazzetta del Sud, guida suprema, resta il nome di Khamenei, lo abbiamo visto anche in altri giornali, andiamo a vedere sulle notizie della Sicilia. Quindi l'incompiuta messinese, porto di 3 mestieri, si guasta anche la gru, non c'è pace insomma per quest'area messinese che deve essere riqualificata. Tutta Massa San Giorgio piange uno dei suoi figli morto in un incidente stradale, l'intero villaggio si è fermato per Giorgio Pagano, 33 anni, appunto morto in un incidente stradale. Altra notizia dalla Sicilia, monta la protesta sui prezzi del carburante, agricoltori, pescatori, agenti di commercio, Codacons, tutti in agitazione appunto per questi aumenti carissimi
sta pagando tutto il paese, ma in maniera particolare la Sicilia. Poi le parole di Laura Mattarella, la figlia del presidente Mattarella: per le donne c'è ancora tanta strada da fare, l'auspicio della figlia del capo dello Stato, le donne ai vertici, che le donne ai vertici non siano più un'eccezione. Comincia la campagna elettorale a Messina, anche del centrosinistra, oggi al tavolo regionale per scegliere Antonella Russo, per ratificare appunto questa candidatura di Antonella Russo. Basile invece, il sindaco uscente, avvia la sua campagna elettorale e quindi insomma vedremo come funzionerà e che cosa succederà sul fronte messinese. Velocemente qualche notizia dallo sport. Torna l'effetto Massimino, il Catania deve ripartire, ricordiamo stasera la partita alle 20:30, dopo le deludenti trasferte in Campania, 1-1 con, la pareggio con la Salernitana e poi la sconfitta con il Benevento. I rossoazzurri devono difendere il secondo posto adesso in chiave playoff, visto che insomma l'inseguimento al primo posto dopo la sconfitta con il Benevento si fa molto difficile. Piede fratturato, pure Rolfini è fuori uso, quindi non buone notizie dall'infermeria. Andiamo a vedere in chiusura il Palermo. Poglia è una sentenza, il Palermo accorcia a -3 dal terzo posto, ieri 1-0 contro la Carrarese in trasferta. Il finlandese firma il suo 20° gol stagionale. Sabato la sfida in casa del Monza, che diventa più di uno spareggio, scrive il giornale. E qui insomma i festeggiamenti della squadra rosanero, che adesso sogna la Serie A. Vittoria sofferta da grande squadra, dice Pippo Inzaghi, stremato ma contento. Il bomber finlandese: sarà una grande sfida quella di sabato, quindi archivia già la partita contro la Carrarese e pensa già alla prossima contro il Monza, in casa del Monza. Noi ci fermiamo, la nostra rassegna stampa finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.